Bentornati con Fini Come Con, iniziamo la settimana con una bella trasmissione, una bella conversazione e un ritorno gradito di amico che comunque ci danno una collaborazione e un aiuto incredibile per poter capire meglio scenari, evoluzione e situazione di quella che è una crisi militare, strategica, economica e politica che si sta evolvendo e che sebbene sia stata un pochettino eclissata, occultata dagli quotidiani nazionali in tutto un periodo perché forse non tira più per lo standard di questi nostri giornalacci, sicuramente comunque rimane un punto di crisi mondiale veramente importante. E questo sarà uno degli argomenti principali, sarà l'argomento principale della nostra nuova chiacchierata con Stefano Orsi. Ciao Stefano, bentornato. Ciao, buona giornata. Buona giornata a te, pare sia arrivato il caldo incredibile, pare sia arrivata un po' di pioggia lì da voi, ho sentito qualche piovasco è riuscito a mitigare un pochettino la situazione, tanto di guadagnato. Non da noi purtroppo. No, il Piemonte è ancora secca brutta, insomma. Sì, qui almeno nell'Alessandrino è veramente un disastro. Capito, quindi la secca persiste. Vabbè, se ti può consolare che qua è un caldo incredibile, vabbè. Sì. Tanto perché l'estate, insomma, questa è l'estate, signore e signori, non niente di strano, niente di sorprendente. Sì. Comunque. Ricordo comunque per tutte le persone che ci ascoltano che Stefano comunque ha il suo canale YouTube, che è appunto Stefano Orsi, dove vengono pubblicati periodicamente interessantissimi sit rep, report della situazione bellica e strategica dello scenario ucraino e poi anche riflessioni di carattere geopolitico e poi ricordiamo anche la Pintadera. Poi vi spieghi il titolo da dove è saltato fuori, che è una rubrica di carattere economico-politico realizzata in collaborazione con Giuseppe Masala, che è stato nostro ospite, grazie a Stefano, qualche giorno fa, e che sarà per fortuna ancora nostro ospite in futuro per altre conversazioni di questo tipo. Allora, il nome Pintadera, da dove salta fuori? Spiegami. Ho chiesto a Giuseppe di trovare un nome, visto che fosse un omaggio alla sua origine, appunto sarde, e che rispettasse appunto la cultura sarda. La Pintadera è appunto questo stampo che viene usato per dare una forma imprimere una forma al pane quando viene poi lavorato, e lascia appunto questa impronta su di esso, poi viene cotto o qualcosa del genere. Insomma, mi ha spiegato più o meno a che cosa serviva e allora abbiamo scelto di usare questo nome come per lasciare la nostra impronta anche sull'informazione, ed è stata una bella idea. Una bella idea che ho preso, abbiamo cercato l'immagine che fosse adatta, poi ne ho selezionate alcune, questa qui l'abbiamo scelta, e sopra questa mettiamo tutti i titoli delle trasmissioni. Ho capito, devo confessare la mia ignoranza di sardo su quel termine Pintadera, perché in effetti da sardo di nascita e residente non conoscevo il termine Pintadera. Pensavo fosse spagnolo, pensate l'ignoranza del sardo, o forse è un termine magari dialettale del nord della Sardegna che magari noi campidanesi non conosciamo, quindi in effetti confesso la mia ignoranza in materia, quindi dovrò ripassare un po' di tradizioni regionali, magari del nord della Sardegna. No, è proprio tipica delle culture preistoriche, quindi la civiltà nuragica in Sardegna. Sì, quindi in effetti è... A maggior ragione confesso la mia ignoranza, quindi dovrò ripassare etnologia e storia del materiale sarda. Su quello appunto l'ho scoperto anch'io grazie a Giuseppe, perché altrimenti non lo conoscevo. È una cosa proprio esclusivamente... No, credo che qualcosa del genere esista anche presso le popolazioni aborigene, ad esempio. Sì. E altre, però serviva appunto come lo stampo, serve anche per imprimere immagini con l'inchiostro su altre cose, ad esempio tessuti o il corpo, ad esempio. Quindi non solo sul pane, ma quello per la cottura, così.
comunque sia è uno strumento che viene usato in diverse civiltà e in Sardegna sono state trovate le forme come nella foto, simili alla foto che abbiamo usato. Okay, è stata una cosa molto interessante questa e abbiamo, comunque sia, noi diamo un'impronta anche nella, diciamo, nella caratterizzazione delle rubriche, e quindi la Pintadera per me era stata un'idea perfetta che ha avuto Giuseppe e abbiamo continuato a usarla. Assolutamente, bellissima idea, quindi avete fatto una bellissima figura a utilizzare questo tipo di simbolo. Hai fatto una pessima figura come sardo per aver conosciuto questo esempio, quindi devo spargermi il fuoco di cenere, il capo di cenere e studiare le tradizioni popolari. Sì, vabbè. Dai, mi spiegherai allora nella prossima puntata come si cuoce il porcetto. Ma guarda, il allora, porceddu. Ti assicuro che il maialetto sardo lo pigliano, lo schironano e lo mettono nel camino e poi lo girano, quindi sono quelle cose proprio semplici, ma nella semplicità sono estremamente genuine. Comunque, magari ti mando un bel video un giorno di quando lo facciamo noi il maialetto. Molto volentieri. C'è un maialetto in vista per agosto, quindi magari ti mando il video. Va bene, veniamo a noi. Se il mondo ci sarà ancora a metà agosto, per cui visto che siamo così... Sì, che c'è, dai. Meno male, dai, ottimismo, perché nei sit rap traspariva una certa inquietudine, ma adesso parliamo... ma non nell'immediato, almeno. Vabbè, per mezzo mese il mondo ci sarà ancora. Benissimo. Sì. Allora, andiamo a capire un pochettino quello che sta succedendo. L'informazione, diciamo così, generalista mainstream sta dando informazioni molto più scarne, molto più generiche e sicuramente ovviamente mistificate su quello che è la realtà dello scenario bellico in evoluzione, ma comunque stanno succedendo delle cose. Ci eravamo lasciati con l'idea di un fronte che si stava stabilizzando. Cosa sta succedendo adesso? La stabilizzazione continua o ci sono delle puntate particolari? No, guarda, semplicemente sono riprese le operazioni militari. Perché tra l'altro oggi che è mica la data dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, no? Non mi ricordo più, scusa. 19 luglio, oggi il 19 luglio, se non ricordo male, sì. Ah, ok, va bene, mi è venuto in mente adesso. Quello che è successo non è nient'altro che l'inizio nuovo delle operazioni russe dopo una pausa. La pausa c'è stata perché al termine di una serie di operazioni molto impegnative che avevano visto la conquista di Siversk da un lato e poco dopo la conquista di Lysychansk, quindi due importanti città industriali e minerarie del Donbass, completando tutta la liberazione di quello che è la Repubblica di Lugansk, la Repubblica Popolare di Lugansk per la precisione. E poi quindi i reparti sono stati messi a riposo per un'alternanza, diciamo, dei fronti, delle truppe al fronte, cosa che i russi fanno su diversi fronti, mentre gli ucraini no, almeno non abbiamo notizia di questa alternanza al fronte. Questo ordine arrivava direttamente dalla presidenza Putin, che in un colloquio col ministro della difesa Shoigu ha dato questa indicazione. Quindi una settimana / 10 giorni di riposo, ed era necessario effettivamente, anche perché per riprendere le operazioni dopo un'offensiva intensa come quella che ha portato alla liberazione di due grandi città era necessario un periodo per riaccumulare materiali sufficienti sul posto per sostenere lo sforzo bellico, che, guardate, è veramente notevole. Non è possibile, l'esperienza siriana ci ha spiegato bene come il fuoco intenso dell'artiglieria da un lato, dei mezzi blindati dall'altro e del personale, quindi dei soldati al fronte, per sostenere uno sforzo offensivo
consumano un numero incredibile di risorse militari, quindi munizioni, esplosivi, e poi anche cibo, bevande da consumare, tutto quello che serve loro, che è veramente notevolissimo. Non è possibile fare una catena di rifornimenti dall'entroterra in profondità che possa sostenere questo tipo di sforzo. Ci vuole una vicinanza relativa al fronte che permetta una catena abbastanza corta, sufficientemente corta della linea dei rifornimenti da poter sostenere con un flusso continuo di materiali le azioni appunto offensive, anche perché le batterie dell'artiglieria non possono restare ferme sullo stesso posto per far fuoco più di tanto tempo, il che vuol dire lanciare qualche colpo di artiglieria e poi si devono spostare. Questo perché? Perché nella concezione dell'artiglieria moderna si fa fuoco e poi ci si deve spostare per evitare quello che si chiama in gergo il fuoco di controbatteria, e cioè il fuoco dei cannoni nemici indirizzati sulle batterie che stanno facendo fuoco. Questo sempre che vengano usate nel raggio operativo di un'altra batteria nemica e non magari dal limite operativo verso il punto diciamo più lontano che deve essere il fronte nemico. In questo caso possono essere acquisite solo se il nemico possiede dei sistemi missilistici o dei pezzi di artiglieria con gittata superiore. Questo finora non era potuto succedere perché i russi operano dall'entroterra, diciamo, e verso i fronti che devono sostenere. Però nel momento in cui acquisiscono le linee difensive nelle retrovie del nemico devono avvicinarsi quindi al fronte e sono quindi sottoposte al fuoco della controbatteria. Non si può sempre operare al limite, quindi diciamo la gittata è intorno a 20-30 km, con i pezzi da 152 non si può operare sempre a 25 km per colpire nei 2-3 km del fronte, bisogna anche avvicinarsi per colpire 10-15 km nell'entroterra. Ecco che quindi ci si espone al fuoco nemico e si deve cambiare spesso posizione. Questo lo puoi fare chiaramente non se hai tutte le munizioni che ti servono con te, perché vorrebbe dire spostare una mole di materiali impressionante, ma se hai una catena di rifornimenti che arriva e semplicemente gli indichi la nuova posizione dove portarle e qui arrivano le munizioni che ti servono. Questa è una piccola spiegazione tecnica per capire alcuni meccanismi dei fronti che permettono di capire il perché di determinate esigenze di tempi che noi spesso non capiamo anche perché non ci vengono spiegati. I fronti hanno ripreso quindi l'attività. L'attività è ripresa da dove si era fermata, cioè sul fronte di Lysychansk, che adesso si è spostato sulla prima linea difensiva che va da Siversk verso Soledar. Questa è la prima linea che gli ucraini hanno impostato per cercare di arginare la nuova avanzata russa. Il problema per loro è che da subito i russi si sono portati molto a ridosso di Siversk. Si sono portati a ridosso di questa cittadina che, badate, non è una grande città come Lysychansk, è un paese un po' più grosso, con un centro ferroviario e industriale medio, diciamo piccolo, e che è stata molto rinforzata nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. Cosa succede in questa città? Allora, i russi si sono portati immediatamente a ridosso, hanno sfondato la prima linea delle difese e si sono portati a ridosso del confine della città. Da qui hanno iniziato a operare spostandosi a nord e a sud della città e mettendo subito in difficoltà le difese. Queste difese sono cadute tra l'altro proprio ieri sera
e la città adesso è sotto controllo, la cittadina è sotto controllo russo. Si combatte poi ancora a sud in alcuni settori come Ivano-Darovka o Spirne, che è di fatto sotto controllo russo anche questa, e poi vediamo se il fronte riuscirà a entrare anche in Soledar. Se cade questa linea difensiva, il punto successivo dove possono fare e compiere un'azione di resistenza concreta gli ucraini, il punto si ripiega direttamente sulla, a parte qualche villaggio ma di modeste dimensioni che non offre possibilità veramente per diciamo posizionare una seria zona di resistenza, si sposta direttamente lungo la E40, molti chilometri più a ovest. Di fatto sarebbe un'avanzata, sfondata questa prima linea, un'avanzata lenta chiaramente, sui 20 chilometri più a ovest. La seconda linea va da Artemovsk fino a Sloviansk di fatto, leggermente a nord di Sloviansk, lungo la E40, la trovate sulle mappe. In questo caso ecco che la situazione sarà un po' più complessa. Artemovsk è una città di discrete dimensioni, ha 30-40 mila abitanti almeno, e le truppe russe si stanno spostando, stanno facendo pressione elevata sulle linee a sud di questa città, direttamente proprio a sud. Perché? Perché vogliono affiancare la città su un lato sud, oltre a quello frontale, per poi magari sfondando a Soledar posizionarsi a nord. In questo caso la città circondata su tre lati diventerebbe di fatto indifendibile e quindi sarebbero costretti a retrocedere. Spostandoci un attimo su altri fronti, noi vediamo che c'è sempre una presenza di una qualche ucraina di attività, intendo, nella zona a nord di Mariupol, quindi sempre nel Donetsk. Un altro settore di attività intorno a Donetsk è quello di Avdiivka. Avdiivka è una città industriale molto fortificata, perché in questi 8 anni è sempre stata la base prediletta per le attività ucraine di bombardamento della città di Donetsk. E quindi hanno posizionato in questa zona molti bunker, anche all'interno di case, abitazioni, sono state modificate, fortificate, e quindi da qui continuano molto spesso a bombardare la città, che è stata colpita più volte. Ultimamente, nei giorni scorsi, è stata colpita anche una fermata degli autobus nell'orario di massima affluenza con vittime civili. I russi si sono portati anche le truppe locali, nel senso la LPR, quindi personaggi che erano miliziani che erano ucraini una volta, ma poi 8 anni fa si sono divisi dal paese, non riconoscendo le autorità generate dal golpe di Maidan, e sono ben attrezzate tra l'altro come milizie, e si sono portate intorno a Kamianka. Kamianka è un piccolo villaggio, una piccola zona fortificata delle difese di Avdiivka, che è stata conquistata nei giorni scorsi. Non avremo una novità vera e propria, credo, su Avdiivka finché i russi e le milizie ad essa alleate non avranno conquistato o liberato Krasnorovka. Krasnorovka è un centro di una certa grandezza a nord di Avdiivka. Questo perché? Perché prendere Avdiivka di infilato o con un assalto frontale è, a mio giudizio, un'operazione estremamente costosa a livello umano, nel senso che costerebbe molte perdite ai russi, e quindi non è conveniente. Semmai dovrebbero aggirare la città a nord e a sud, isolarla e attendere semplicemente e passare oltre. Questo perché bloccando quindi le linee di rifornimento esaurirebbero le loro capacità
di combattimento e finirebbero come a Mariupol, né più né meno. La presenza poi nell'altro settore dove c'era un'attività offensiva ucraina si è di fatto arrestata. La zona quindi di Pavlovka, Novomayorsk, Solodne è di fatto ferma al momento. Questo vuol dire che qui dove avevano provato un'azione offensiva gli ucraini l'hanno fatto per l'ennesima volta senza un'adeguata struttura di supporto, un'adeguata quindi artiglieria, un'adeguata fornitura di mezzi e semplicemente una volta persi quelli che avevano a disposizione si sono dovuti fermare. Nelle scorse occasioni in cui avevano tentato un'operazione simile, in breve tempo hanno perso poi tutto quello che avevano guadagnato, in questo caso un paio di villaggi. L'unico altro settore dove c'era un'intensa attività ucraina è il settore di Kherson. Qui si è avuto anche un intenso utilizzo degli HIMARS. Gli HIMARS sono quei lanciarazzi americani che hanno una gittata per i mezzi che hanno a disposizione al momento tra i 70 e gli 80 chilometri. Gli arriveranno a breve, anzi sono già in consegna, gli M270, che sono una tipologia di missile simile, usano le stesse munizioni degli HIMARS di fatto, ma sono più grandi a livello di lanciarazzo multiplo e lanciano fino a 12 missili cada uno, queste unità. Ne arrivano 6 e di fatto è come se venissero consegnati 12 lanciatori HIMARS. Perché appunto hanno una quantità di munizioni doppia rispetto a quella del mezzo originario. Ora, perché vengono consegnati? Vengono consegnati in quanto 4 lanciatori HIMARS sono andati persi dei 12 consegnati finora agli ucraini. Questo perché? Perché in questi mesi si è leggermente affinata la capacità russa di individuarli e colpirli. Però c'è sempre un però, questo diciamo caccia che è stata portata avanti dai russi non ha sortito, a mio giudizio, un sufficiente effetto. E cioè il ratio di distruzione di questi mezzi è stato estremamente lento e basso. Questo a merito degli ucraini che hanno saputo nascondere e utilizzare al meglio quindi questi mezzi, ovvero sono riusciti a arrivare sul punto deciso per il lancio, lanciare e nascondersi velocemente fuggendo. Di fatto le loro basi sono lontane dal punto in cui lanciano. Questo per dissimulare, e quindi loro devono lanciare e poi tornare alla base dove possono essere ricaricate solamente con un mezzo di ricarica, non possono essere caricati in altra maniera, non è previsto come ad esempio negli Uragan o nei Grad che possono essere anche eventualmente caricati a mano dai soldati. Questo non è possibile per gli HIMARS o gli M270. Ecco che i russi, utilizzando dei droni da osservazione di quota elevata, sono riusciti a individuare la posizione dove avveniva questa ricarica e hanno colpito con dei missili di precisione questa località, distruggendo non solo il lanciatore ma anche il mezzo di ricarica e il magazzino che era lì annesso. Ed è un danno significativo. Poi altri 2 erano stati distrutti tempo fa nei pressi tra l'altro di Kramatorsk e un mezzo invece, c'è una storiella singolare, sembra che sia stato comprato attraverso un gruppo di contatto dei servizi segreti russi dai soldati ucraini che l'avevano in dotazione, che l'avrebbero abbandonato quindi in un capannone
paventando un guasto o qualcosa del genere, e in realtà i russi se ne sono appropriati perché hanno potuto metterci le mani sopra, quindi. Sì, ma era già successo con due mezzi César, che sono artiglierie semoventi francesi, lo stato dell'arte e della tecnologia di guerra francese di questo fatto, mezzi che caricano le munizioni di precisione e inseriscono direttamente i dati elettronicamente nel proiettile che viene lanciato attraverso il loro sistema di comunicazione del mezzo, il sistema di scambio dati. E prendere questi mezzi integri e perfetti garantisce ai russi non tanto la capacità di copiare il sistema, comunque potrebbero trovare degli spunti magari a cui non sono arrivati, per dire, però anche la capacità di studiare il metodo e il linguaggio informatico di trasferimento dei dati per magari interferire attraverso un sistema di guerra elettronica. E questo chiaramente ha fatto imbufalire anche i francesi, che comunque sembra che vogliano continuare a fornire dei mezzi. Altra cosa, la Polonia, scusate, finisco il discorso dei lanciatori. Questi lanciatori hanno colpito diversi depositi di armi che erano 20-30 chilometri dietro le linee del fronte. In particolar modo hanno colpito a Kherson, la città vera e propria, e a Novokakhovka. Novokakhovka è una città oltre il fiume Dnepr con un ponte, e viene usata come base perché è più o meno al centro dello schieramento oltre il fiume Dnepr. Sicuramente non è il solo centro di questo tipo, però è stato colpito questo. È stato colpito due volte. Perché? Perché la prima volta hanno colpito un capannone dove però non c'erano le munizioni, ma c'era invece un deposito di nitrato di ammonio. Il nitrato di ammonio sapete che è un fertilizzante, viene confezionato in sacche e stoccato in genere in magazzini all'asciutto. Questo perché? Perché poi serve per essere distribuito. Questa è una zona prettamente agricola e quindi ce n'era una quantità notevole in questo capannone. Qui si coltiva il granaio dell'Ucraina, questa zona, e quindi capite bene che non è inusuale trovare capannoni con lo stoccaggio di questo fertilizzante. Il punto è che è anche un esplosivo, perché sottoposto a elevate pressioni si decompone e diventa instabile esplodendo. Lo sanno bene a Beirut per l'esplosione del magazzino che aveva devastato il porto, dove erano stoccate, mi sembra, 10.000 tonnellate di questi fertilizzanti. E non è successo solo a Beirut, è successo decine di volte nel mondo, alcune volte in maniera anche più devastante dell'esplosione di Beirut, come bene si ricordano, credo, ad Halifax. L'esplosione ha devastato le case intorno al magazzino, causando una trentina di morti tra i civili e molte decine di feriti, purtroppo. Poi è stato colpito nuovamente Novokakhovka, però hanno colpito veramente il deposito di armi. Si è vista infatti una nuvola di colore differente e le esplosioni secondarie che non c'erano state nel caso del magazzino di fertilizzanti. Quindi c'è un uso intenso di questi strumenti da parte ucraina, ed è per questo che io, lamentando il fatto che i russi non sono ancora riusciti a distruggere questo numero esiguo di lanciatori, stanno subendo in qualche modo dei danni. Si fanno pericolosi questi sistemi, anche perché arrivandone 6 che valgono doppio a livello di capacità di lancio, i danni che possono subire aumentano, però sono sempre limitati nel numero, perché appunto c'è un ratio di fuoco lento. I mezzi poi spariscono, vanno nelle retrovie dove vengono riforniti sempre con dei mezzi appositi, e quindi hanno un ratio di uso lento nella giornata.
La cosa importante però è che gli Stati Uniti, anche forti di questo successo da parte di questi lanciatori, vorrebbero, c'è la proposta di inviarne 70. Ora capite che quando si parla di questi numeri, quindi arriviamo a circa 80 lanciatori nel settore, anche 85, iniziamo a parlare di mezzi che sono in numero sufficiente a rappresentare un vero problema per i russi. Ecco perché l'altro giorno, durante la sua ispezione alle zone del fronte di combattimento, il ministro Shoigu, in riunione con i generali, ha indicato come priorità per le forze armate russe la distruzione dei sistemi HIMARS. Questo perché anche lui ritiene che, o forse ha visto la nostra SITREP, che possano rappresentare una vera minaccia se non vengono eliminati in tempo rapido, e cioè i russi devono trovare un sistema efficace nell'individuare, nel cacciare questi mezzi e nel seguirli e distruggerli. E cioè seguirli intendo arrivare laddove vengono riforniti in modo da distruggere non solo il lanciatore ma anche il magazzino con i razzi e il sistema di ricarica, che è indispensabile per poter utilizzare gli altri lanciatori. Ecco quindi che si scatenerà la caccia vera e propria, perché quando arriva un ordine dal comandante supremo, che in questo caso non è proprio supremo nel senso che non è Putin, ma il comandante immediatamente nella graduatoria, nella gerarchia sotto di lui, cioè il ministro della difesa, viene dato appunto l'indicazione prioritaria strategica di colpire questo sistema. E credo che vedremo in questo caso utilizzare tutti i sistemi che hanno a disposizione i russi per individuarli, seguirli e colpirli. Sarà molto interessante appunto studiare come riusciranno a fare questo. Finora i russi non avevano rilasciato immagini della distruzione degli HIMARS fino all'ultimo che è stato distrutto, in cui si vede che c'è proprio un drone che lo segue e individua appunto la zona di ricarica. Questo perché non volevano neanche rilasciare informazioni al nemico su come avessero individuato le prime due batterie. Altra cosa, con il riavvio delle operazioni e l'uso intenso anche degli HIMARS da parte degli ucraini, è ripresa con grande intensità l'uso e i bombardamenti sulle retrovie ucraine attraverso i missili di precisione russi, quelli che i nostri mezzi di informazione davano per praticamente esauriti già ad aprile. Questa cosa era uscita a marzo, questa notizia, che erano quasi finiti e che non potevano produrne altri per via delle sanzioni. Io ho sempre ritenuto assurda questa narrazione, perché ho visto paesi come l'Iran sottoposti da anni e decenni a sanzioni, poter costruire e sviluppare una loro industria autonoma per l'aeronautica, per la produzione di missili, per mettere in orbita satelliti costruiti a loro volta da loro, per creare basi sotterranee dove stoccare al sicuro da incursioni aeree i loro sistemi di difesa, le centrali nucleari addirittura sviluppate anche queste in regime di sanzioni, e tutto in barba a queste. Ora mi chiedo perché mai la Russia, grossa e con enormi risorse in più dell'Iran, dovrebbe mai avere dei problemi invece causati da queste sanzioni. E infatti non li hanno perché la loro economia cresce, hanno aumentato enormemente il valore delle esportazioni, diminuito sì le importazioni, quello sì, ma principalmente dai nostri fornitori, e quindi li hanno sostituiti con fornitori asiatici, molto semplicemente, per quello che è disponibile, per quello che è possibile. Quello che non è possibile sostituire
lo creeranno loro con uno sviluppo industriale, come stanno facendo, come avevano già fatto in precedenza con gli alimentari, con le turbine per gli aerei, per i motori per gli elicotteri, ora lo faranno anche per altra componentistica. La Cina nel frattempo fornisce i microchip, i semiconduttori senza nessun tipo di problemi. Molti li recuperano anche dai rottami di computer e altre cose, pertanto figuratevi che bisogno hanno di acquistarli a prezzo pieno da noi. Era un vantaggio per noi poterglieli vendere, purtroppo ci abbiamo rinunciato. Situazione quindi cosa è successo? Innanzitutto si è innalzato il target dei bersagli russi. A Vinnizza è stato colpito un palazzo che si chiama Palazzo degli Uffici, non è assolutamente un ospedale, non c'è assolutamente un ospedale pediatrico, un reparto maternità come è stato detto in televisione, nella maniera più assoluta. Ho controllato su Google Earth, non c'è nulla di tutto questo. Semplicemente lì c'erano degli uffici dove ci sono vari tipi di circoli, vari tipi di attività del terziario, magari associazioni, queste cose qui. Nulla di medico. È stato distrutto perché? Perché c'era in quel momento c'era un circolo ufficiali però dell'esercito, e questo circolo ufficiali era stato usato per un meeting. Vinnizza, per capirci, è a ovest di Kiev, quindi nella parte che si chiama Galizia, ed era lontano, molto lontano nell'entroterra. Pensavano di essere quindi al sicuro dall'individuazione da parte dei russi, non era così. Questo tipo di incontro è stato monitorato e colpito con almeno 3 o 4 missili di precisione che hanno distrutto un'ala del palazzo. Ecco, sotto questa ala del palazzo c'era appunto il meeting in corso, sono morti tutti gli ufficiali, si parla di 60 ufficiali dall'alto rango, addirittura la terza carica militare del paese. Ora, se non sbaglio, era vediamo se mi ricordo, se ritrovo allora, il colonnello generale Makarchuk, che è uno dei più decorati e più alto in grado delle forze armate ucraine, in particolar modo dell'aeronautica, ed è stato eliminato insieme a molti altri, tra cui anche ufficiali occidentali, tra le altre cose, certa la loro presenza. È stato eliminato appunto nel bombardamento di Vinnizza. Quindi sempre obiettivi militari e non obiettivi civili come ci raccontano poi sui media. E come questo altri. Era stato riparato ad esempio il ponte di Odessa, che da Odessa porta il collegamento fino in Romania. Il ponte di come si chiama? Zatoka, il ponte di Zatoka è stato distrutto nuovamente, colpito nuovamente, distrutto nuovamente, così passeranno altre settimane a ripararlo per poi vederlo distruggere di nuovo. Perché era importante? Perché i rifornimenti dei carburanti passano attraverso i canali navigabili del Danubio, risalgono il Danubio, i mezzi che trasportano quindi le petroliere, non superpetroliere chiaramente, ma petroliere normali, fino ad arrivare al porto rumeno di Galati. A Galati ripartono attraverso la ferrovia, attraversano la Moldova e rientrano poi in Ucraina. E quindi avviene attraverso questo la fornitura, attraverso questa linea, la fornitura di gran parte dei carburanti che servono. Naturalmente sono prodotti già raffinati, quindi gasolio, benzina. Perché questo? Perché le raffinerie ucraine sono state distrutte talmente gravemente che non possono più funzionare. Tutte, ripeto. Quindi le uniche forniture di carburante
in grado di arrivare in Ucraina sono queste, e avviene quasi tutto via mare attraverso il Danubio e il porto di Galati in Romania. Allora, il Galati tra l'altro, se guardate, è nell'entroterra molto. Tra l'altro hanno riattivato una ferrovia che ha lo scartamento sovietico, che è leggermente più largo di quello occidentale, 1,5 metri contro 1,40 metri mi sembra, all'incirca, e a spanne. Ecco che quindi attraverso questa ferrovia possono passare poi eventualmente in Moldovia, sicuramente passano in Moldovia anche, e da lì ritornare in Ucraina. Perché avviene questa escalation di bombardamenti da parte russa che innalza il livello dei bersagli ai vertici dell'esercito? Perché avevano avvisato che se fosse continuata quindi la resistenza ucraina, che di fatto non si arrendono ancora, il costo poi della pace sarebbe stato più alto e avrebbero innalzato i livelli dei bersagli. A questo punto il prossimo passo sono i ministeri ed eventualmente anche gli incarichi politici importanti del paese. E quindi anche il buon Zelensky rientra nel mirino. Zelensky, che preso da sembra una sindrome di paranoia, sta eliminando alcuni vertici tra i più vicini. Ha eliminato il capo delle forze del servizio segreto ucraino, ha eliminato il capo delle procure, che era una donna, tra l'altro tutti personaggi molto vicini a lui, accusandoli addirittura di tradimento, cioè di essere collusi con i russi, ed è una cosa assurda, perché questi sono in realtà suoi collaboratori. Probabilmente è colpito dal fatto che non avviene la famosa ancora controffensiva che avevano annunciato su Kherson, che si è ridotta a ben poca cosa, in quanto quello che era stato conquistato in una settimana, 10 giorni di offensive in direzione della città di Kherson, per capirci, nel giro di 2 giorni, quando sono partiti in controffensiva, i russi se lo sono ripreso. Sto parlando di 3 cittadine in particolare, 3 paesi poi, che sono il centro dei combattimenti da tempo: Oleksandrovka, Stanislav e Shirokabalka. Loro attraverso questa sequenza di villaggi contavano di avvicinarsi, perché c'è una strada che poi porta direttamente a Kherson, e quindi contavano di arrivarci da qui, visto che non c'erano riusciti con la linea diretta che dà la strada che collega Mykolaiv a Kherson direttamente. E invece hanno perso tutto, non solo più a nord, hanno perso anche molti villaggi, tra Lyubime e Smitove, sono una serie di villaggi che sono qui in mezzo tra queste 2 località, e le hanno perse tutte queste zone. Le trovate tutte queste informazioni o sul canale YouTube, dove poi li faccio vedere in video per vedere appunto le immagini, o anche sul canale Telegram Orizzonti degli eventi geopolitici, dove posto anche le mappe delle zone di combattimento. L'unica offensiva che adesso gli ucraini hanno in corso è poco più a nord, su Bila-Kinitska e Veloche. Queste sono 2 località di cui sono riusciti a prendere il controllo, però sono 2 villaggi che avranno sì e no 20 abitanti l'uno. Insomma, ed è lontano da Kherson. Vediamo un po' come va, ma sospetto come tutte le altre cose. A livello di rifornimenti, a livello di forniture, quindi di sistemi d'arma, abbiamo sempre la Polonia che è attivissima nel rifornire di mezzi l'Ucraina. Ha annunciato infatti che forniranno 236 carri armati di modello PT-91,
che sono delle produzioni polacche originali, però basate originali nel senso prodotte interamente da loro, anche nelle modifiche progettuali, basati sempre però sul T-72M1 che producevano prima, che poi è sempre il carro sovietico, per capirci. Queste modifiche riguardano la corazza reattiva, i sistemi di acquisizione dei bersagli che attraverso camera termica funzionano quindi ogni tempo e su 24 ore della giornata, quindi anche di notte, e quindi rappresentano un passo in avanti per quanto riguarda le forniture, che fino adesso i T-72M1 venivano forniti con vecchi sistemi di acquisizione e senza la corazza reattiva, che poi gli ucraini dovevano aggiungere. Questi arrivano già con corazza reattiva. Il tutto sono 470 carri armati che la Polonia fornisce. Perché li fornisce? Perché gli Stati Uniti hanno venduto loro, cioè loro danno a gratis i carri armati e comprano dagli Stati Uniti vecchi rottami di Abrams, gli M1A1 gliene andati 250 strausati dagli americani e 116 sembra di tipo più recente. Il tutto fa, se ho ben capito, 366 e ne danno 370, quindi 470 agli ucraini. Però il salto, diciamo, l'Abrams è più protetto sicuramente dei vecchi T-72. Poi però ha dei costi di gestione elevatissimi e non so se gli ucraini abbiano fatto poi quel grande affare a livello di affidabilità e di costi di gestione di questi mezzi. Però vabbè, affari loro. Resta il fatto comunque che anche la Francia fornisce dei mezzi blindati, non a livello di centinaia ma a livello di qualche numero, ecco, 10-20 altri mezzi blindati. Le forniture languono quindi per l'Ucraina. Di fatto, se dovessero subire altre cocenti sconfitte, credo che inizieremmo a sentir parlare con più insistenza da parte di alcuni governi occidentali del fatto che potrebbe essere il caso di sospendere le forniture, che a un certo punto l'Ucraina accetti la sconfitta militare. Gli Stati Uniti questo non lo faranno di sicuro per ora, perché intendono portare il più a lungo avanti nel tempo possibile questo conflitto, perché loro puntano a tenere imbrigliata la Russia almeno fino a novembre, se ce la faranno, per le elezioni di medio termine, che potrebbero andare anche molto male per i democratici, sebbene sia in una serie di collegi elettorali a loro favorevoli. Ecco che però da questo punto di vista la loro volontà non è definitivamente ferrea, nel senso che hanno delle difficoltà economiche interne impressionanti. Ora questo può spingere a due atteggiamenti. Il primo, venire a più miti consigli e quindi accettare la situazione di fatto di non essere più i leader del mondo, di dover condividere questa posizione con altre potenze, però questo riguarda anche un altro genere di problemi, cioè la loro situazione economica generale, con un NIP negativo per 18.000 miliardi di dollari. Di fatto la loro moneta è carta straccia. Il dollaro, se perde la capacità la sua funzione di essere moneta di riferimento negli scambi internazionali, di fatto perde completamente di valore. Perché? Perché finora il suo valore è sostenuto appunto dal fatto che venga acquistato per poter fare gli scambi. Se gli scambi tra i vari paesi e l'Asia si sta già spostando tutta verso questa direzione, compresa anche pare l'Arabia Saudita, cioè scambi e pagamenti in valute nazionali o differenti dal dollaro, ecco che per loro è una tragedia immane. Questo può spingerli a accettare questo fatto e affrontare una ricostruzione della loro economia,
oppure spingerli, perché vedrebbe di fatto la loro sconfitta ennesima e stavolta forse definitiva, potrebbe spingerli a tentare il tutto per tutto, cioè la strada di una guerra a tutto campo contro i suoi avversari economici, perché non si rassegna a scomparire come superpotenza. L'economia degli Stati Uniti in crisi significa la loro, diciamo, scomparsa da gran parte del globo. Non sarebbero in grado di mantenere 850 basi militari nel globo, che di fatto sono la lunga mano del loro potere. Significa che dovrebbero ritirarle quasi tutte, significa che i loro capitali non sarebbero più i padroni del mondo, ma dovrebbero cedere il passo. E questo potrebbe dare il via alla sindrome di Sansone, che muoia Sansone con tutti i filistei, e arrivare quindi a gesti del tutto inconsulti. Noi sappiamo che l'amministrazione Biden è in mano un presidente di fatto incapace di gestire il paese, figuriamoci la situazione economica, o una guerra, e quindi non sappiamo in effetti chi è che comandi l'amministrazione attuale degli Stati Uniti. Da questo punto di vista possiamo dire che ha tentato in questi giorni una grande missione in Medio Oriente. Il primo errore è stato quello di passare innanzitutto da Israele, perché ha ribadito quale posizione hanno gli Stati Uniti nella zona e quindi già indispettito tutti gli altri. Poi è stato in Egitto da Al-Sisi, che l'ha accolto con grandi sorrisi ma niente contratti. È stato poi in Emirati Arabi Uniti, è stato soprattutto poi in Arabia Saudita. Ecco, in Arabia Saudita chiedeva e sperava in un forte aumento della produzione di petrolio, perché i prezzi sono alti e quindi gravano principalmente sulle economie dei paesi occidentali che non ne sono produttori, a parte gli Stati Uniti, che però che cosa facevano? Siccome il loro petrolio costa molto anche a estrarlo, erano dei grandi acquirenti di petrolio russo, per capirci, proprio perché costa meno del loro e quindi gli conveniva. Esportavano poi quello che riuscivano a esportare del loro petrolio di scisto, che è estremamente inquinante oltre che costoso. Ecco, l'Arabia Saudita gli ha detto fondamentalmente che loro possono aumentare al massimo la produzione di 2 milioni di barili, però neanche subito. Nel frattempo però, per garantire un aumento di qualche tipo, che sarà sempre comunque soggetto alle decisioni dell'OPEC Plus, e quindi di fatto gli ha detto che decide la Russia se aumentare o meno le produzioni degli altri paesi. Loro che cosa fanno? Hanno raddoppiato, i sauditi, attenzione, hanno raddoppiato la produzione di petrolio russo. Questo perché? Perché a loro costa meno non perché gli costa meno il loro petrolio, no, perché il loro petrolio lo possono vendere a un prezzo più elevato di quello che pagano, quello che prendono dalla Russia. Quindi per tutte quelle operazioni che riguardano la produzione di energia, la raffinazione per creare appunto benzina, petrolio, gasolio, eccetera, usano il petrolio russo, che di fatto gli costa meno, e il loro, che invece costa di più sui mercati, lo possono vendere aumentando quindi la quota di vendita del petrolio prodotto. E quindi i russi continuano a fare affari d'oro perché aumentano le esportazioni. L'India l'ha già aumentata a dismisura, la Cina anche l'ha raddoppiato più volte, e l'economia della Russia vola. Di fatto nei primi mesi dell'anno hanno già un surplus commerciale, cioè nella bilancia tra importazione e esportazione, un surplus che supera i 100 miliardi di dollari,
che è nulla però se guardiamo al confronto con la Cina. La Cina addirittura nell'ultimo mese di maggio ha fatto un surplus di più di 100 miliardi di dollari solo in quel mese. La Cina nelle proiezioni di quest'anno, nel 2022, si avvicina agli 850 miliardi di dollari di NIP positivo, cioè sulla bilancia delle entrate e delle uscite, quindi importazioni e esportazioni, un guadagno di 850 miliardi in previsione per quest'anno, nonostante che a inizio anno fosse calato molto a causa del lockdown di Shanghai, che ricorderete. Quindi la Cina vola nell'economia, si arricchisce a dismisura, e gli Stati Uniti invece a inizio anno erano 100 miliardi sotto, ora si barcamenano intorno agli 80-75 miliardi sotto mensili nella loro bilancia commerciale. Ed è così dal 2004 di fatto, anzi dal 2000, che di fatto loro sono sempre in negativo. Ed è attraverso questo sistema che loro hanno accumulato questo enorme NIP negativo di 18 mila miliardi e che pende sulla loro testa come una spada di Damocle. È una situazione molto difficile perché significa la fine di un'epoca, la fine di un impero, quello americano, che è durato meno di quello che si immaginavano. Pensavano di essere un nuovo impero romano che loro studiano molto, e invece scoprono che non sono altro che un battito di ciglia nell'arco della storia umana, e stanno passando la mano di fatto al gruppo euroasiatico. Il gruppo euroasiatico che va rafforzandosi sempre più. Noi abbiamo non solo l'alleanza tra la Russia e la Cina, ma addirittura di fatto c'è anche l'India alleata della Russia, c'è la mezzaluna sciita, l'Iran, l'Iraq, la Siria, il Libano, c'è una serie di altri paesi. I paesi africani sembra si stiano spostando sempre più velocemente verso questo nuovo polo di attrazione che è il polo euroasiatico, fiutano molto bene qual è l'alleato forte col quale legarsi e decidono di conseguenza. E poi ci sono tutta una serie di paesi anche nel Sud America che si stanno allontanando e stanno uscendo dall'orbita del totale controllo americano, come il Messico da un lato, la Colombia, avete visto che in parte si è staccata con un'elezione storica che ha portato Petro ad essere presidente e Francia Marquez vice, e quindi per la prima volta non è un governo interamente sotto controllo americano, forse, ecco, però comunque si ha delle connotazioni diverse dai precedenti. Di conseguenza vedremo come evolverà la situazione anche in Sud America. Benissimo, questa credo che sia la situazione complessiva della guerra, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista delle retrovie, sia dal punto di vista politico, che da quello della situazione economica internazionale, che spinge gli attori, cioè il gruppo euroasiatico e gli Stati Uniti, a confrontarsi sul terreno europeo. Noi naturalmente siamo esattamente come l'Ucraina una carne da cannone, in questo caso economica, perché ci stiamo dissanguando. Anche l'Italia è in una situazione, tutto il gruppo euro è in una situazione di negatività commerciale. Anche la Germania per la prima volta in 30 anni è scesa in negativo tra importazioni e esportazioni, il che vuol dire che da noi la ricchezza passa ad altri e noi ci impoveriamo progressivamente. Benissimo, questa è la situazione generale. Benissimo, poi anche le domande adesso, perché ci sono anche le domande certo. delle domande che puntualmente arrivano. Prima domanda, facciamo un passo indietro, torniamo un attimo sul terreno militare, sul campo ucraino.
è vero, risulta vero che ormai l'Ucraina stia alla quinta, sesta mobilitazione di civili e ci siano anche di mezzo le donne in questo momento, quindi hanno perso qualsiasi tipo di inibizione e stanno mandando a combattere anche le donne e gli uomini di 60 anni, 50 anni. È vero questa cosa? Sono alla quinta mobilitazione, stanno mobilitando anche le donne, però devo dire una cosa, le donne facevano già parte dell'esercito come volontarie, nell'esercito ucraino c'erano già combattenti donne. La differenza è che nella mobilitazione, nella chiamata di mobilitazione sono previste anche le donne, però gli obblighi di non lasciare il paese per ora sono solo per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni. Addirittura l'Ucraina ha richiesto un elenco al nostro ministro degli interni Lamorgese, un elenco di cittadini ucraini presenti sul nostro territorio, compresi tra i 18 e i 60 anni, e che non abbiano note impedimenti di tipo medico per poter eventualmente svolgere il loro servizio militare. Questo perché si preparano probabilmente a richiamare in patria anche tutte le persone che lavorano e sono all'estero. Il problema è che non tutti quelli che sono tra i 18 e i 60 anni hanno intenzione di arruolarsi, e tanti non si presentano assolutamente agli uffici di collocamento, agli uffici di arruolamento, e vengono rastrellati nei bar, nei locali di gioco, in tutte quelle zone dove ci sono normalmente i perdigiorno, e vengono ricercati. Ed è una situazione un po' paradossale. Ci sono delle scene, dei video che vengono messi in rete dall'Ucraina, che vedono appunto le persone, questi agenti arruolatori, inseguire i ragazzi o gli uomini che scappano anche dai palazzi così per non essere presi. Ecco, è una situazione un po' paradossale, però sì, sono alla quinta chiamata di mobilitazione, ecco. Io immaginati, allora, se dovesse questa cosa proseguire e interessare in maniera importante anche le donne, per questa fuga incredibile di donne e figli dall'Ucraina un'altra volta, questa volta non per la guerra, ma per sfuggire l'arruolamento, perché se questo è il trend c'è il rischio che magari l'obbligo di arruolamento si estenda anche alle donne tra non molto, quindi immaginati la fuga preventiva che ci sarà tra non molto di questa cosa. Sì, ci sono le notizie, ma le prendiamo sempre con le pinze, perché fanno parte della nebbia di guerra, che parlano di anche reparti che subiscono molte perdite tra gli ucraini, al 50-60% dei loro organici, che rinunciano a combattere e si allontanano, di fatto spariscono dal fronte un po', perché stanchi di subire delle perdite a causa dell'artiglieria russa, senza aver modo di difendersi in maniera efficace, ecco. E questo significa che poi loro comunque sono in contatto con i parenti, raccontano le cose che gli succedono, il loro stato d'animo, e questo ingenera tra l'altro nelle persone a casa la voglia di non andare al fronte a loro volta per subire lo stesso destino, ecco. Non c'è molta, si inizia a vedere un atteggiamento di rifiuto da parte di una quota sempre crescente di popolazione ucraina nei confronti di questo conflitto. D'altronde, con l'esempio di corruzione che hanno avuto finora in questo paese, non credo che poi questa voglia di combattere, a parte quelli degli esaltati politicamente, neonazisti e via dicendo, sia così elevata. Ecco, sì. Il problema poi alla fine delle fini sia quello. Beh, certamente sì, quindi anche lì gli Stati Uniti avrebbero non molto gioco per proseguire il conflitto in questa maniera, anche innalzando il livello dello scontro. Sai, prendono la gente a forza, la mandano al fronte a crepare, sì. Poi gli dicono: senti, se non stai lì ti spariamo noi alle spalle. Germania 45,
Germania sì, esatto, 45. più o meno Siamo sì, arrivati, stessa cosa, sì. siamo arrivati a questi livelli, quindi vedremo il bunker della cancelleria di Kiev con Zelensky che dà gli detta Sì. detta le ultime sue volontà e dichiara il suo successore. Purtroppo Bruno Ganz è morto e non potrà Sì, interpretare Zelensky, peccato, esatto. però se no sarebbe stato un paragone molto, molto attinente. Beh, potremmo, se magari dovesse finire questo conflitto, potremmo chiedere a Zelensky di interpretare se stesso, visto che fa l'attore. Vieni a Esatto, fare il tuo film, esattamente. vieni a fare un film su te Sì. stesso, esatto. Lo Così, pagano anche, quindi voglio dire. esattamente. Altre domande? Sì, no, stavo pensando, l'ultima battuta, poi ti faccio un'altra domanda. Dai. Potrebbero eleggere quella simpaticona della sua vice, che è veramente un mostro di gentilezza, quella donna. Non so se La potrebbe vice essere premier dice, sì. una persona conciliante e proprio incline alla diplomazia. Mamma Sì, mia. sì, veramente. Sembrano tutti, tra l'altro, attaccati alla presenza di Draghi al nostro governo, manco Sì, fosse. sì, infatti adesso stiamo arrivando alla seconda C'è domanda. da chiederci Sì, se faccia i nostri interessi o i loro, vabbè, comunque. magari forse farebbero più i nostri interessi loro di quanto li stiamo facendo noi in questo momento. Può Se darsi, continua sì. così. Seconda domanda, allora. Mm. Torniamo un attimo in Italia, andiamo un attimo in Italia che così. Sì. Ho con curiosità sentito le ultime tue riflessioni rispetto alla famosa crisi di governo che stiamo attraversando in questi giorni e Sì. che potrebbe essere foriera di una tornata elettorale anticipata. Ora, Sì. il tuo parere, e lo riporto così anche agli ascoltatori di Adele Scontola, è che effettivamente le elezioni in questo momento potrebbero essere una cosa non del proprio positiva in termini diciamo così di risposte di consapevolezza della gente del corpo elettorale italiano, perché così stiamo andando a votare in una situazione in cui non si è ancora rappresentato l'insieme delle conseguenze delle catastrofi economico-energetiche che stiamo provocando con questo conflitto. Quindi le persone potrebbero andare a votare senza la necessaria consapevolezza. Esattamente. Ora, questo secondo te si potrebbe verificare in maniera totale o potrebbe esserci in questa tornata elettorale l'ingresso di forze politicamente dirompenti che potrebbero far cambiare questo scenario in qualche modo? Allora, se noi votassimo entro fine settembre, metà ottobre, come risulterebbe probabile da un calcolo utilitaristico, diciamo, da parte della nomenclatura attuale, per far votare gli italiani prima che affrontino l'autunno e l'inverno che ci si para davanti, quindi senza provare sulla pelle le conseguenze delle scelte fatte dai nostri governanti e dalla UE, perché buona parte degli errori sono stati commessi a livello dell'Unione, ecco che la stragrande maggioranza dell'elettorato non sarebbe conscio di aver contribuito votando le attuali formazioni politiche a creare questa situazione e a mantenerla, e quindi non sarebbe spinta a cambiare il suo orientamento e non avrebbe quella rabbia necessaria per farlo, perché poi alla fine delle fini è anche difficile psicologicamente ammettere i propri errori, no? Però di fronte a un'evidenza e al provare sulla propria pelle cosa significa pagare il doppio o il triplo il riscaldamento di casa, soprattutto per noi che stiamo qui a volte per mesi sotto zero, o pagare la corrente da dover tornare a spegnere le lampadine anche a LED sui lampadari, no? O a limitarne l'uso il più possibile. Ecco che questo ci darebbe un problema enorme di rabbia tra la popolazione. Perché? Perché vedrebbero proprio privarsi delle abitudini ormai consolidate, del proprio benessere ormai consolidato, e quindi capirebbero fino in fondo e senza possibilità di dubbio il fatto che
i nostri governanti abbiano mal governato, abbiano fatto scelte criminali contro gli interessi dell'Italia. E questo lo dico perché finora i discorsi sono stati fatti, la consapevolezza in molti c'è, ma c'è in chi ci ragiona sulle cose, non c'è in chi invece prende per buono quello che gli viene detto dalla TV, dai giornali, che pensa ma vuoi mica che sia davvero così? E poi una volta che invece ci sbatte la faccia contro, ecco che allora lo capisce. Ma finché non tocchi sul portafoglio le persone o nella pancia con la fame, queste non lo capiscono. In Italia si è sempre detto che da noi non c'è stata mai una rivoluzione perché abbiamo sempre avuto la pancia piena. E in effetti da noi in Italia non si ricorda un periodo in cui mancasse proprio il cibo in tavola. Magari ce n'è stato di meno in certi periodi, in certi frangenti storici, ma non è mai mancato perché da noi butti in terra i semi e crescono, no? Per il clima, per mille motivi. In altre zone invece questo non era accaduto. Nella Francia la rivoluzione francese iniziava perché c'era stata una carestia e mancava il pane, no? Quindi mancava il cibo per la popolazione. Fu quello la spinta che diede modo agli intellettuali francesi di guidare la popolazione nella rivolta, ma questo non sarebbe mai successo semplicemente se tutti avessero avuto la tavola bandita con il cibo e loro che facevano dei ragionamenti a tavola, no? Nessuno poi si è spinto a fare delle scelte drastiche. Drastiche per noi significano cambiare completamente l'orientamento politico, recuperare magari formazioni e ideologie che i nostri governanti pensavano di essere riusciti a chiudere in un cassetto, ma che invece prepotentemente tornano alla ribalta, anche basandoci sull'esempio di successo del socialismo in Cina, per capirci, o di quello che sta succedendo in Sud America, con milioni di persone portate fuori dalla povertà assoluta, dall'analfabetismo, con una crescita economica. Tenete presente che il Venezuela, ora che gli Stati Uniti sono distratti e quindi mollano la presa su quel paese, l'economia è quella più in crescita di tutto il Sud America. Ma guarda un po'. In Venezuela. Sì, in Venezuela, quella che era alla fame secondo i nostri giornali, no? Ora che gli Stati Uniti hanno allentato leggermente la presa, distratti da altre situazioni, l'economia venezuelana è quella più in forte crescita di tutto il Sud America. Cresce quasi a 2 cifre, l'8 e qualcosa per cento di crescita. Con buona pace di quelli che parlano dei peggiori bar di Caracas. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come modelli, diciamo così, anche socialisti, però comunque sì, di socialdemocrazia, se vogliamo chiamarla così. Sì, socialdemocrazia, in effetti non è una cosa sbagliata. No. Possano essere di guida per lo sviluppo dei paesi. Cioè, non è che uno deve diventare per forza uno stato dittatoriale. Ci sono dei modelli. Infatti, il Venezuela infatti non lo è assolutamente una dittatura. Tenete presente che si è votato tantissimo, ci sono state tante campagne elettorali, c'è la maggioranza, c'è l'opposizione, addirittura pochissimi anni fa, nella scorsa tornata politica, di elezioni politiche prima dell'ultima che è stata vinta dai partiti di governo, la maggioranza nel Parlamento ce l'aveva l'opposizione. Aveva perso le elezioni presidenziali ma aveva una maggioranza nel Parlamento. Voglio dire, ma qua in quale regime accade una cosa simile, no? E questo aveva dato modo agli Stati Uniti di autoproclamare Guaidó come presidente, che adesso l'hanno messo in un cassetto, se lo sono dimenticato, voglio dire, per la serietà che c'è. Ma formalmente anche l'Unione Europea riconosce Guaidó come presidente del Venezuela, poi va a trattare con Maduro quando deve trattare di cose importanti. Però è lui che gira ed è presidente al momento. Ecco, comunque il nostro problema adesso è che il calcolo di fare questa crisi adesso è appunto dovuto al fatto che votando in questo momento la maggioranza, stragrande maggioranza degli italiani voterà
come è abituata a votare secondo schemi abituali, mentali, magari starà a casa una buona parte, ma a loro non gliene frega niente se anche votano in pochi, aumentano semmai di valore i pacchetti di voti controllati da qualcuno, perché hanno più peso nello spostare il consenso. Ecco che quindi si voterà, se si vota in anticipo, attraverso schemi abituali, e quindi sostanzialmente cambierà poco o nulla. Le proiezioni attuali danno un margine di maggioranza al centrodestra, ma è sempre un centrodestra atlantista, europeista, che vede l'Italia all'interno dell'euro, del sistema economico dell'euro, monetario dell'euro, e quindi di fatto un'opposizione di sistema. Vedete bene le posizioni della Meloni sulla questione della guerra, ad esempio, della NATO. Non cambia nulla di fatto. Mentre invece vogliono evitare che attraverso la presa di coscienza gioco-forza dovuta alla situazione che affronteremo quest'autunno e quest'inverno, o che potremmo affrontare, ci sia invece un voto motivato da rabbia, da una rabbia feroce di una grande parte della popolazione, che quindi va a votare e vota per formazioni al di fuori del controllo dei potentati economici del paese o dell'Unione. E questo per loro è un rischio. Quindi dal mio punto di vista si voterà quest'autunno, anziché affrontare una campagna elettorale lunga fino a maggio, al 21 di maggio, in poche parole avrebbero fissato la data, quindi già col caldo oltretutto, e questo è, a mio giudizio, per loro difficile da ipotizzare, anche se non fosse per il discorso dell'autunno, dell'inverno a cui si va incontro, per il fatto che in questa situazione affrontare con tutte le forze politiche praticamente nel governo un periodo così lungo di campagna elettorale diventa impossibile. Ci sono scelte difficili da fare, sapete che c'è sul piatto il PNRR e altre situazioni complesse, e nessuno le vuole affrontare con tutti i partiti che compongono il governo in campagna elettorale di fatto. E lo sanno benissimo, è per questo che si va al voto. C'è un teatrino pietoso con alcune formazioni di partiti che fanno la scena e la parte di quelli che in realtà richiamano al buon senso, dicendo non si può andare a votare adesso, in realtà vogliono votare tutti adesso. Questa per me è la verità. Vogliono votare tutti adesso perché anche il Partito Democratico, per esempio, negli ultimi tempi ha portato avanti alcuni suoi cavalli di battaglia, totalmente inutili dal punto di vista economico, di creare un beneficio per il paese, che sono lo ius scholae e altre cose che hanno portato avanti in questo periodo, che sono delle battaglie stupide, ma veramente stupide. Ma che senso ha dare, ad esempio, vi faccio un ragionamento veloce, che senso ha discutere, perdere tempo a discutere se dare o no la cittadinanza a dei bambini che fanno le scuole da noi, quando non parli di che cosa fai ai genitori? Nel senso che ci sono i genitori che lavorano qui da magari 10 anni e non parli del problema di dare la cittadinanza loro, parli dei figli. Ma dico, ma siamo scemi? Ma dai la cittadinanza ai genitori che lavorano e che creano ricchezza eventualmente, valuta le condizioni attraverso cui concedi la cittadinanza a chi lavora stabilmente sul nostro paese. Tenete presente che l'Italia, con 10 anni di presenza sul territorio lavorativa, stabile e via dicendo, è, assieme all'Arabia Saudita, il paese che ha il periodo più lungo per concedere la cittadinanza, più lungo in assoluto. Mediamente gli altri paesi hanno tra 1 e 5 anni. Nemmeno gli Stati Uniti sono così lunghi. No, assolutamente. Il Canada 6 mesi, per dire. Per esempio, discuti di questo semmai,
Ma non è una discussione sui massimi sistemi, è una scemata burocratica. Non c'è da fare nessuna battaglia su sta cosa qui, è una cosa totalmente inutile per salvaguardare il paese, per il rilancio del paese. Ma stiamo scherzando, siamo in una condizione di deindustrializzazione cronica, di economia che langue, di turismo che stenta ad arrivare ai livelli a cui potrebbe arrivare in Italia con tutto il patrimonio che abbiamo e quindi portare enormi quantità di ricchezza da fuori dentro all'economia del paese, la famosa bilancia commerciale, e voi state a discutere se dare la cittadinanza dei ragazzini minorenni per 5 anni di scuola. Ma stiamo scherzando? Ma di che cosa parliamo? Argomenti perfettamente di niente. Ci sono 5.900.000 persone, cioè 5 milioni e 9 di famiglie, di persone nella povertà assoluta. 10-15 anni fa erano 1,5 milioni. Questi sono i temi di cui parlare. Ci hanno tolto anche l'assegno familiare, è stato trasformato in assegno unico, no? Col silenzio dei sindacati. L'assegno unico, per chi lavora, sa benissimo che si sta trovando molti meno soldi in busta paga. Perché? Perché hanno tolto, oltre al vecchio assegno familiare, anche le detrazioni, e tutto confluito in un assegno unico, che però se tu lavori e sei proprietario di casa, scopri che è molto più basso di quello che prendevi prima. Però lo danno anche a persone che prima non avevano la busta paga, lavorano magari in nero, per dire, e che se hanno 4 o 5 figli, di fatto prendono uno stipendio con questo sistema e sono magari incentivati a continuare a lavorare in nero. Ora, io non dico che non si debbano aiutare le famiglie in queste condizioni, ma non attraverso il sistema di quello che erano gli assegni familiari, che riguardava i lavoratori. Tra l'altro non è più un diritto questo, perché prima era legato alla tua condizione, cioè a quando avevi acquisito questa condizione. Per esempio, il lavoratore che si sposava e aspettava ad avere il figlio per chiedere gli assegni familiari, scopriva che se magari aveva la moglie a carico aveva diritto all'assegno familiare. Erano passati 3-4 anni, quando presentava la domanda gli pagavano anche gli arretrati, no? E fino a 5 anni indietro. Adesso non è più così. Non è più così perché la domanda e la concessione di questi assegni unici parte solamente da quando ne fai domanda. Non guarda più la tua condizione quando l'hai maturata, quindi non è più un tuo diritto, è una concessione che ti viene data. E parte esclusivamente da quando tu fai la domanda, la presenti, anche se magari erano 2 o 3 anni che ne avevi diritto e non lo sapevi, per vari motivi. Resta comunque una cosa assurda. Certo, perché io sono d'accordo, vuoi dare soldi a chi, ma lo fai attraverso altri canali, vero, altri sistemi, e soprattutto non togli quello che già davi a qualcuno per poterlo dare ad altri. No, se vuoi dare qualche cosa in più ad altri glielo dai, ma non vai a togliere a chi sta ricevendo qualcosa. Non puoi fare una cosa simile. Questi erano conquiste ottenute con sacrifici, scioperi, proteste e manifestazioni in passato dai nostri genitori, dai nostri nonni. Sì. E questa cosa qua è assurda che adesso venga tolta nel silenzio, tra l'altro, dei sindacati, che invece ricevono delle belle pacche sulle spalle dal nostro super premier Draghi, che se ne va, ma io non lo rimpiango perché ci lascia un paese e un governo che non ha saputo mettere in piedi uno straccio di politica industriale, uno straccio di politica di rilancio economico del paese, uno straccio di revisione, di progetto per l'Italia tra 10 anni. Non c'è nulla, non ci lascia nulla, ha fatto dei provvedimenti tampone e basta. Quindi tutto questo incensare il Draghi io non lo vedo. Persino Monti, che è stato tanto criticato poi, in realtà aveva un progetto in testa e l'ha portato avanti, cioè creare le condizioni economiche per cui l'Italia, da paese importatore, diventasse un paese esportatore, e cioè la bilancia del commercio in positivo.
Come ha fatto Monti? Monti ha agito sulla domanda interna, ha abbassato, non potendolo fare immediatamente un rilancio, ha detto iniziamo intanto a abbassare la domanda interna, impoverendo gli italiani, tra virgolette, però l'ha fatto. Ha abbassato le importazioni dall'estero e un po' sono state aumentate le esportazioni. In questo modo noi eravamo in positivo, cioè vendavamo più di quello che importavamo e quindi ne avevamo un beneficio nel medio-lungo termine, dal quale dovevamo partire poi per risanare e ricreare un aumento delle esportazioni ancora per avere un aumento poi del mercato interno e quindi aumentare i redditi, eccetera. Quello che ha fatto la Cina, in poche parole. La Cina che cosa ha fatto? Oltre dal 2004 a venire a oggi, con il grande piano, ad esempio, del rilancio del paese, ha iniziato a aumentare molto le esportazioni, è riuscito a aumentare il valore anche di queste esportazioni e allo stesso tempo però aumentava il reddito disponibile dei suoi cittadini, quindi la capacità d'acquisto, il benessere generale dei cinesi è aumentato moltissimo. In tante zone del paese abbiamo centinaia di milioni nelle nostre stesse condizioni di benessere, se non migliori. Hanno ridato servizi ai cittadini, la sanità, le pensioni, hanno ridato tante cose che servono ad aumentare la sensazione di benessere, la propensione al consumo. Hanno fatto tutto il contrario di quello che è stato fatto noi in questi 30 anni, in cui noi siamo stati affossati, loro invece hanno fatto il contrario, aumentando la crescita e quindi si sono creati anche il mercato interno per i loro prodotti e anche per i nostri, perché se esportiamo verso chi? Anche verso la Cina, prodotti che loro magari richiedono, che sono prodotti italiani, sono sempre stati ben visti nel mondo. Assolutamente. E quindi anche perché noi, ad esempio, noi abbiamo nella nostra specificità, nella nostra particolarità, nelle nostre realtà locali, la grandissima e insostituibile fonte di ricchezza del nostro paese, perché una realtà culturale, di vita, di prodotti tipici locali non può essere riprodotta altrove, la trovi solo qui, nelle nostre realtà, ed è la nostra forza, il nostro carattere, la nostra caratteristica principale che ci rende un paese da questo punto di vista unico nel mondo. E da questo punto di vista il globalismo, questa corsa che il Partito Democratico e altre formazioni davano sull'impronta dell'essere globalisti, dell'uniformarci a tutti i paesi europei, il combattere le realtà locali dell'Unione per cercare una sorta di amalgama tra le capre e i cavoli, no? Ecco, io lo aborro veramente, lo rifiuto in toto perché ci porta ad essere una cosa né carne né pesce e di perdere tutte le nostre ricchezze che invece sono senza queste noi cosa siamo? Torniamo semplicemente ad essere un paese povero di risorse e quindi povero in generale, ecco, perché se non hai le risorse in un mondo globale e globalista tu non hai ricchezza. Perché se tu inizi ad avere le risorse e trasformi anche queste, allora vendi agli altri. Gli altri se non hanno le risorse non le ricevono, non le possono neanche trasformare. Fine. Verissimo, verissimo, perché ognuno deve essere messo nella condizione di essere autonomo e poter partecipare alla costruzione del proprio benessere e contribuire al benessere collettivo. Quindi sì. Ripartire dal territorio, che è l'elemento base della ripartire dal territorio. Bravo, esattamente. Sì. Tanto vabbè, è un discorso che abbiamo fatto anche con Davide Rossi nella nostra ultima chiacchierata, quindi in effetti abbiamo fatto nostra questa consapevolezza del fatto che se si vuole ripartire in questo paese con una situazione di benessere e di sviluppo, bisogna ridare la parola a quelle che sono le realtà locali, i territori, rimettere in primo piano quella che è la vera forza, come tu hai detto, della nostra unicità nel mondo, che è questa, la caratterizzazione di ogni singolo territorio per ciò che produce, per il tipo di lingua che parla, la cultura e per la cultura esprime. materiale, assolutamente sì, fondamentale. Quindi concordo pienamente ed è forse uno degli strumenti che ci darà lo scatto di reni dopo essere finiti completamente a terra, dopo quest'ultimo cazzotto che ci è stato inferto. Mi limito a aggiungere una cosa a quello che hai detto, concordo con quello che hai detto, e mi limito ad osservare che è fondamentale aiutare con strumenti di assistenza e di welfare persone che sono in difficoltà o che magari attraversano un momento di fragilità e quindi devono provvedere ai propri bisogni materiali.
Solo Sì. che in questo paese viene fatto, come giustamente osservato, in maniera del tutto sballata. E aggiungerei un esempio a quello che tu hai fatto, è quello del famoso reddito di cittadinanza, che è costruito in maniera tale da, sì, aiutare le persone povere, però non andare a vedere le singole situazioni di effettiva necessità materiale, perché tutti sanno che è vero, molti di noi sono proprietari di case, però magari spesso e volentieri le persone che sono figli o nipoti di proprietari di case non lavorano e di conseguenza queste Esatto. persone, essendo a carico, non possono ricevere il reddito di cittadinanza perché vanno a partecipare magari a un ISEE di un genitore, di un nonno, di un figlio, di un parente, Esattamente. che non gli consente di accedere a quello strumento, pur essendo loro in una situazione di effettiva mancanza di denaro, di benessere materiale, di risorse economiche per provvedere a dei bisogni, quindi sono a carico e questo non li rende autonomi. E Non è infatti l'unico. non aveva senso chiamarlo reddito di cittadinanza. Esatto. Si poteva chiamare sostegno familiare, perché è una famiglia, però a quel punto tu che sei un individuo che non sei nella condizione di non poter provvedere ai tuoi bisogni materiali, pur essendo magari a casa di qualcuno, a carico di qualcuno, avresti dovuto avere il diritto di accedere a uno strumento di sostegno del reddito che poi magari poteva essere trasformato in altre cose, o magari un forte microcredito, cose di questo tipo. Strumenti che potevano dare alle persone la possibilità di agire. In alcuni paesi esiste il sostegno allo studio, ma potevano Esatto. anche fare altri tipi di forme di sostegno. Non Assolutamente. però Assolutamente. se già hai la casa non ti concedo, insomma, in pratica, visto che l'80% degli italiani è proprietario di casa Esatto. e il reddito di cittadinanza veniva elargito per regolamenti della UE anche ai non cittadini italiani, Esatto. io mi chiedo per che senso avesse chiamarlo reddito di cittadinanza, perché alla fine delle fini non deve avere case di proprietà, non deve avere redditi sopra una certa quota, devi, al massimo, se hai figli eccetera, arrivi a 700-800 euro al mese, Esatto. Quindi, non per tutti ma per uno, alla fine delle fini va a integrare magari delle situazioni in cui uno magari dice no, non mettermi in regola perché così prendo anche il reddito di cittadinanza, cioè esattamente. è allucinante questo, è allucinante, è un incentivo a lavorare in nero. Esattamente. Una volta c'era il sussidio di disoccupazione, l'hanno sostituito con il NASPI. La No? NASPI, sì. La NASPI tu parti da una percentuale di quello che guadagnavi prima con un tetto massimo, comunque. Se tu perdi il lavoro, e poi dal terzo mese inizia a degradare, no? Viene ridotto. Quindi perché loro pensano che se tu dopo 6 mesi non hai trovato lavoro e hai 50 anni rotti, questo è molto semplice magari non averlo trovato in una zona magari, ecco, la tua necessità di denaro scema, cala, no? E quindi tu man mano che passa il tempo e aumenta la tua lunghezza di disoccupazione hai bisogno di meno soldi. Per cui arrivi alla fine dei 2 anni che ti danno 300-400 euro al mese. Che cosa ci fai, voglio dire? Nulla. Secondo loro sei un fancazzista perché dopo 6 mesi non cerchi lavoro. Non è che sei in congiuntura negativa e non trovi un lavoro. Poi è un discorso talmente complesso anche quello sul lavoro, perché tutti non possono fare tutto. Questa è una banalità globalista. Tutti non possono fare tutto. C'è chi può fare un lavoro, c'è chi può fare un altro lavoro. Ma prendi ad esempio le persone con disabilità. Esatto. Le persone con disabilità, fino a prima della riforma Renzi del lavoro, no? Cosa avevano fatto? Gli uffici di collocamento mandavano una quota di persone disabili a lavorare presso alcune ditte. Perché? Perché c'era l'obbligo da parte loro, di queste ditte, di assumere delle persone disabili, no? E quindi erano gli uffici di collocamento a determinare in base alle graduatorie quale persona dovesse andare a lavorare lì. Ora invece, secondo la riforma Renzi del lavoro, che cosa succede? Che le ditte selezionano i disabili che vogliono per assumere il posto che devono riservare ai disabili, e chiaramente selezionano tra le disabilità loro più convenienti, lasciando determinate caratteristiche di persone con determinate caratteristiche di disabilità sempre perennemente senza lavoro. Ora sapete che la nostra Costituzione invece stabilisce che la dignità dell'individuo nasce appunto dalla condizione di lavoro
e cioè non dice che ti devi dare un reddito alle persone, ma dice che gli devi dare un lavoro e che questo lavoro deve essere retribuito in maniera da mantenere dignitosamente la famiglia e se stesso. E questo è il principio cardine della nostra Costituzione, e questo tipo di invece elargizioni contrastano con questo spirito della Costituzione. Quindi a queste persone, alle persone in difficoltà non va dato un reddito, gli devi dare il lavoro. Certamente. E questo lavoro deve essere retribuito in maniera dignitosa, in modo che si possano mantenere in base al costo della vita, non avere delle persone che perennemente restano a fare gli stagisti, sottopagati, perché dicono ma intanto si fanno esperienza. Ce lo ricordiamo cosa succedeva ad esempio all'Expo, che prendevano migliaia di persone assunte sotto vari passaggi di agenzie interinali, e questi prendevano 500-600 euro al mese, che costavano meno di quello che a loro costava spostarsi per andare a fare il lavoro in quella zona dove c'era l'Expo. Ecco, questo era un assurdo. E poi dice ma intanto fanno esperienza, no? Sentite certo. Queste parole qui, come quelle di Briatore, di altra gente così, che dicono ma questi si fanno esperienza, ma tu li devi pagare perché lavorano. L'alternanza certo. scuola-lavoro, che tra l'altro un altro capolavoro del nostro governo, è un altro capolavoro di questa mentalità, che tu non vai a scuola perché devi finalizzarti al lavoro. Questa è una visione materialistica dell'uomo. L'uomo è fatto di spirito, di umano, fattene un foste viver come bruti, no? Recitava Dante. Ma per seguir virtù e conoscenza. Assolutamente sì. Ecco, allora, sì. Ecco, la scuola forma l'individuo, non il lavoratore. Lo forma nella coscienza, nel suo modo di pensare, nella sua capacità di rapportarsi al mondo e alla cultura. Ecco, da questo parte poi l'eventuale preparazione dell'individuo che deve affrontare la vita e quindi lavorare, guadagnare, crescere. Ma l'individuo si forma nella famiglia e anche nella scuola, che gli trasferisce delle nozioni e degli schemi mentali per elaborare queste nozioni. Ecco, non deve servire ad essere finalizzato solamente al posto di lavoro, non è così. Non serve così. Noi non siamo dei bruti, non siamo delle macchine, non siamo dei robot, siamo degli individui, siamo delle persone, e dobbiamo crescere innanzitutto nella nostra anima, nel nostro spirito, nella nostra coscienza di esseri umani. Assolutamente sì, dobbiamo, è questo che ci caratterizza, è questo che ci valorizza, è questo che ci fa partecipi e che soprattutto ci porta a progredire, ad evolverci a livello umano e spirituale, che porta anche al progresso della società, al progresso armonioso, quello che garantisce a tutti quanti la libertà e a ognuno l'opportunità, quello che era un modello, diciamo così, di socialdemocrazia, per esempio, quello che funzionava in Germania negli anni 60 e 70. Comunque, abbiamo iniziato con la strategia e abbiamo finito con, diciamo così, con la... vabbè, ma è tutto legato, tutto legato. Assolutamente sì, infatti l'ultima parte era più passionale, appassionata come trattazione, infatti è una di quelle cose che io pubblicherò integralmente perché meritava tutta questa discussione. Grazie. È stata veramente, è assolutamente produttivo, anche perché qua a noi piace la libera espressione e la possibilità di poter fare scaturire temi da altri temi, quindi va bene così, non ci sono diciamo così confini è la trasmissione e non ci sono barriere. Sì. Quindi andiamo ai confini ma non mettiamo barriere, bellissima questa. Bellissima, sì, molto veramente. Allora, io ti devo ringraziare perché oggi siamo stati veramente tanto in compagnia con te, tanta conoscenza e tante opinioni. Ora osserveremo la situazione in evoluzione, vediamo che succederà adesso questa settimana e sarà cruciale la conclusione della carrel politica di Draghi, che secondo me è in fuga grandissima, non vede l'ora di togliersi dai piedi, dopo non vede lasciare già la valigia pronta e anche la macchina, e quindi chissà cosa accadrà in questi giorni, staremo a vedere, io una medaglia ce l'ho. Vediamo, io ho fatto questo ragionamento, avrò indovinato, avrò sbagliato, non lo so, però le motivazioni per credere che si andrà al voto ci sono, e le ragioni perché si spinga verso questa direzione ci sono, e sono tante. Va bene, e noi staremo qui a osservare. Benissimo.
Adesso ti devo ringraziare ancora, adesso ringrazio tutti quelli che Ti ringrazio sempre io e anche sempre io e anche tutti gli ascoltatori. Assolutamente, anche perché questa è una bella lunga puntata, quindi ci vorrà tanta pazienza, ma anche voglia di sedetevi tranquilli, rilassatevi, ascoltatevela tutta perché merita. Quindi questo era Confivi Come Con, anche oggi con la grande compagnia e il contributo di Stefano Orsi. Continuate a seguirci sulla nostra piattaforma di Spreaker, con questi file audio che poi vengono trasformati in video, che poi vanno sul nostro canale di YouTube. State crescendo, grazie mille, continuate così. Tra parentesi seguite anche il canale ovviamente di Stefano Orsi con tutti i suoi tributi interessanti, e seguite anche la nostra pagina di Facebook con i nostri link in continuo aggiornamento. Grazie mille Stefano, e riavremo anche il piacere di avere Giuseppe Masala, che è un tuo partner in crime quanto prima in radio, quindi esatto. Un po' l'uno un po' l'altro, comunque siete entrambi nelle nostre diciamo, programmazioni, sarà bellissimo. Detto questo, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, ascoltateci e buona giornata. Ciao.